Futa Expo, le macchine forestali scendono in campo con tutte le nuovissime tecnologie, poi come sempre tradizione e innovazione convivono all'interno di queste manifestazioni che rappresentano davvero la vita vera e intensa degli agricoltori e in questo caso anche dei forestali. Noi vi racconteremo non tanto la tradizione di queste, scusi, lei festa della battitura, da dove arriva? Qui dal Passo della Futa. Da Passo della Futa. Fabrizio, e facciamo dimostrazione come si è evoluto, diciamo, le cose, perché se oggi abbiamo tutto questo ben di Dio, la partenza è sempre questa. Ok, Queste sono le radici. Le radici. Abbiamo voluto collegare le radici con il futuro. La tradizione è importante, ma lasciamola relegata al folklore, perché qui ci occupiamo naturalmente di innovazione e di cantieri ottimali e professionali per quello che riguarda il mondo del bosco e la silvicoltura. Allora, Matteo Monni per il mondo Itabia, un evento voluto a tre voci, Itabia, CNR, Federunacoma, perché c'è tutta questa interconnessione e si diceva prima che un aumento dei tagli degli accrescimenti annui di biomassa dall'attuale valore medio del 28% fino a un 64-65% potrebbe avvenire in linea con quanto già avviene ad esempio in paesi dell'Europa. È così? Esattamente così. Noi possiamo raddoppiare le produzioni nel nostro paese di legna, quindi avere legna di filiera corta, utilizzando la meccanizzazione moderna e quindi rendendo il prelievo dai boschi del legname sempre più sostenibile da un punto di vista economico, ambientale e sociale, perché un aspetto importantissimo da non dimenticare mai è che presidiare i territori boscati vuol dire mantenere sul territorio delle culture che per millenni hanno gestito il territorio in maniera corretta e sostenibile. Quindi la nostra iniziativa ha un'apertura enorme dal punto di vista del mercato e delle strategie, ma anche sul piano culturale. Mi fa molto piacere vedere che questo luogo oggi è pieno di famiglie, di genitori con i loro bambini che imparano a capire come una risorsa rinnovabile preziosa come la biomassa sia ampiamente disponibile sul nostro territorio, nel nostro paese, dove 11 milioni di ettari sono coperti da foreste. Ecco, tra l'altro una cosa che non ho detto è che Futa Expo non solo evidenzia il luogo fisico, ma è anche un acronimo di foreste, utilizzazioni, territorio e ambiente, così abbiamo in qualche modo chiuso il circolo. E c'è anche un elemento che lega strettamente appunto i soggetti organizzatori, perché abbiamo detto Federunacoma per la meccanizzazione agricola e forestale. Il raddoppio della produzione permetterebbe anche di raddoppiare le vendite di macchine specializzate e trattrici, e se si considera che per ogni 2500 tonnellate di biomassa forestale sono necessari almeno un trattore e una gru, vorrebbe dire 4.000 nuovi mezzi solo per queste due tipologie di macchine, cioè è tutto un volano. È tutto un volano, abbiamo detto in pochi secondi tanti numeri, ma il concetto fondamentale è che dietro una meccanizzazione adeguata c'è una spinta fortissima verso forme rinnovabili. Abbiamo aperto dicendo la tradizione mettiamola dalla parte, ma ricordiamoci sempre che nei cantieri studiati in maniera razionale si possono integrare macchine modernissime con anche bestie da soma, quindi possono andare avanti nel futuro di pari passo. Certo, poi un'altra annotazione che mi sembra simpatica è che c'è una grande presenza dell'associazione agricola CIA, Confederazione Italiana Agricoltori, con i suoi produttori e i suoi prodotti. Anche questo è importante perché testimonia appunto il radicamento delle imprese agricole nella campagna ma anche nell'Appennino. Poi ci sono alcuni momenti più divertenti, l'intaglio del legno per creare oggetti, animali eccetera, e proprio dentro di noi ci sono invece delle gare che si possono vedere anche in alcune sagre di paese, ma che ci fanno capire quant'è importante anche in questo caso la tradizione del legno, perché chi abbatte prima un palo, chi sega per primo un tronco, insomma alla fine anche queste sono delle abilità che possono fare sorridere, che diventano un momento popolare ma che fanno sicuramente fare gruppo e attrattiva anche in questa Futa Expo.
un'economia attorno a risorse rinnovabili. Questo potrebbe essere anche un possibile sottotitolo per Futa Expo, anche perché la conoscenza è basilare prima di arrivare alla movimentazione delle macchine, conoscenza tecnica ma anche conoscenza del bosco. E allora qui con noi abbiamo due ospiti. Vorrei cominciare con Rodolfo Picchio, che si occupa come professore dell'Università della Tuscia di utilizzazioni forestali, che praticamente è il ruolo che la può vedere attore in tutti i cantieri di questa Futa Expo. Perché che cosa si deve imparare e lei che cosa insegna in particolare? La realtà delle cose è che questa diciamo, tipologia di manifestazioni, che sono manifestazioni non fisse ma dimostrazioni vere e proprie, è nata ormai diversi anni fa nel resto d'Europa, e noi in Italia abbiamo iniziato con più calma a prendere questa iniziativa per portare a conoscenza sia delle macchine, sia delle tecnologie, sia del saperle farle interagire con l'ambiente, che molto spesso è molto differente rispetto al resto d'Europa in cui queste manifestazioni erano nate. Così nasce questa cosa dal mio vecchio professore, il professor Baldini, che avrà già citato Raffaele Spinelli. Eravamo una squadra già in passato di giovincelli intorno a queste dimostrazioni, e pian piano siamo arrivati a quello che è la Futa Expo, che secondo me è un punto di arrivo, è dir poco ancora, perché vorrei ancora dare molto di più anche insieme a Raffaele intorno a queste dimostrazioni, però le immagini parlano da sole. Tante macchine, un ambiente diversificato sotto diversi punti di vista, tanti ospiti sia interessati sia anche primi conoscitori di questo ambiente, che spesso non sapevano che cosa era e che cosa potesse comportare. Tutto ciò è confluito in qualcosa, e confluisce in qualcosa che serve a rilanciare un settore, che è quello della gestione forestale in Italia, che troppo spesso è stato messo un po' in disparte, pur non rendendoci conto che noi abbiamo una realtà forestale importante. Siamo una delle poche nazioni in Europa che ha visto il capitale forestale crescere di oltre 3 milioni di ettari negli ultimi decenni, e questo è un qualcosa che bisogna rendersene conto, portandoci da non un fanalino di coda dell'Unione Europea in ambito forestale, ma un nocciolo abbastanza importante. E capire anche come gestire al meglio queste tecnologie, mantenere la sostenibilità, che ricordiamo non è solo ambientale ma è anche economica, di un indotto che sta proprio come focus anche a delle biomasse gestite in maniera sapiente, perché è questo quello che ci mancava fin qui, ma che pian piano l'Italia sta recuperando come gap rispetto all'Europa, e quindi su questo è importante fare il focus, e queste dimostrazioni questo riescono a fare egregiamente, mettendo insieme mondo della ricerca, tecnici e operatori, che non è sempre una cosa così semplice. Quindi questa è la cosa, un punto nodale del Futa Expo. Bene, allora tra l'altro abbiamo citato l'Europa, l'abbiamo fatto lungo tutta la puntata, perché? Perché ci sono paesi d'Europa che sono molto avanti, ad esempio la Polonia. Qui com'è un ricercatore, Francesco Latterini. È vero che la Polonia è un paese la cui cultura forestale può essere considerata più datata, più radicata all'interno del paese, anche è appunto un paese in cui il 4% del PIL viene dal settore forestale. Ma è anche vero che io, conoscendo entrambi gli scenari, che sono italiano ma lavoro da 3 anni in Polonia, posso anche dire che in Polonia mancano delle cose che invece abbiamo qui in Italia. Soprattutto noi abbiamo un settore forestale che, per quanto spesso anche criticato più o meno giustamente, ma è un settore forestale che è molto vicino a quello che è l'ambiente, a quello che è la gestione forestale sostenibile. Abbiamo dei sistemi forestali che premiano la rinnovazione naturale rispetto alla rinnovazione artificiale, che è preponderante dove lavoro, ma in generale nel resto d'Europa, nel nord Europa, centro Europa. Quindi appunto questa è anche la manifestazione che deve far arrivare al pubblico, a tutto il pubblico italiano e anche europeo, e questo spero possa essere il mio ruolo, di far capire che anche qui in Italia, lavorando con questi macchinari, lavorando con questi sistemi e interagendo tra ricerca, aziende, stakeholders in generale, portatori di interesse, è possibile capire come gestire egregiamente e in maniera sostenibile i nostri boschi, e esportare questo modello
di gestione sostenibile e attenta alla natura anche in paesi dove, ok, bisogna ottenere il legno, ma lo possiamo ottenere ancora più sostenibilmente facendo gruppo tutti insieme. Autorevolezza e affidabilità, queste naturalmente le linee guida di questa manifestazione, il tutto confermato dai partner organizzatori e dalla presenza delle principali aziende produttrici e distributrici delle ultime tecnologie del settore, teleferiche, harvester, rimorchi forestali, forwarder, cippatrici, centri per la lavorazione della legna da ardere o da opera, eccetera, eccetera. L'altissimo livello di sviluppo tecnologico raggiunto dalla meccanizzazione per il settore forestale può quindi fare del bosco una doppia impresa tra meccanizzazione e sostenibilità e, come abbiamo visto, i numeri parlano chiaro. L'economia circolare è un'economia virtuosa e dunque cerchiamo di capirle quali sono queste virtù da mettere in atto, e lo facciamo con Antonio Brunori, presidente PFC, che è l'ente certificatore degli interventi in bosco. Un bosco può invecchiare in maniera naturale, si può anche prevenire magari malattie o altri problemi attraverso interventi da parte dell'uomo, ma debbono essere sempre fatti nel pieno rispetto della foresta, degli alberi e dell'ambiente. Sì, parliamo di gestione integrata, cioè ambiente, economia e società. Ecco perché c'è una certificazione che dà certezze. Quando noi entriamo in bosco abbiamo un ecosistema che è molto complesso, quindi l'uomo con la giusta competenza e le giuste macchine, perché la meccanizzazione è fondamentale, deve permettere di ricavare del legname ma mantenendo gli equilibri sul suolo di salute delle piante e anche non disturbare gli animali. Già da questo capisce che è molto complesso, ecco perché ci sono dottori forestali che fanno questo di lavoro nella pianificazione e la gestione, ci stanno ditte boschive competenti, formate in sicurezza che permettono di fare il lavoro con anche un equilibrio tra l'economia e la difesa del suolo. Io la ringrazio molto e allora il nostro saluto finale da Futa Expo in compagnia del Mondo Itabia, CNR e Federunacoma e naturalmente di tutti gli operatori del settore. Grazie mille per essere stati con noi, questo è il primo appuntamento di un evento che sicuramente diventerà biennale sempre qui. Una piccola pausa, poi a cielo aperto con Claudio Ferri.